Eccoci rientrati qui a Santa Lucia di Piave, amici, siamo qui per l'antica fiera dell'agricoltura. Incontriamo con piacere Terenzio Borga, il presidente dell'Aprolav, l'associazione di produttori di latte del Veneto. Allora, presidente Borga, ovviamente fiera dell'agricoltura, il comparto lattiero-caseario fondamentale, certo in questi ultimi mesi, forse in questi ultimi anni, non sta vivendo certo un momento facile. Beh, effettivamente, come stai dicendo tu, abbiamo dei grossi problemi economici. Il regime quote ha portato a disastri prima e dopo. Ci stiamo confrontando in un mondo che sovrapproduce prodotto e quindi in questo momento i consumi sono calati, determinate situazioni non giocano a nostro favore, tipo l'embargo russo. Speriamo finisca anche questa storia. E le aziende purtroppo si stanno riducendo di numero. Abbiamo fatto un convegno proprio l'altro ieri sera, proprio in occasione della fiera di Santa Lucia. Siamo riusciti a invitare ancora una volta il CRPA di Reggio Emilia e alla fine ci ha dato la conferma di quanto stiamo pensando. La sovrapproduzione sta portando a chiusura di aziende. Noi continuiamo a dire che bisogna investire sulla qualità, quei 6 o 7 centesimi che riusciamo ad avere in più rispetto ai nostri competitor europei, che devono essere quelli che danno la possibilità alle nostre aziende di continuare a produrre e a vivere. Siamo sempre stati convinti di questo, il nostro territorio non sta soffrendo per la buona cooperazione e per i prodotti di qualità, speriamo però non basta, bisogna fare qualcosa di più. Quel qualcosa di più lo possiamo fare solamente unendo le forze tutti insieme, riuscendo logisticamente ad avere quei risparmi che gli altri molto più organizzati di noi al nord Europa stanno avendo. Io credo nel buon senso di tutti quelli che compongono il nostro comparto e spero tanto che il futuro ci dia una mano. Spero che questa crisi finisca, spero che il consumatore riconosca le nostre qualità, perché tutto dipende da questo, dal fatto che il consumatore deve riconoscere la qualità che noi con i nostri prodotti riusciamo a dare a loro e a tutti quelli che sono qui. Solo riconoscendo la qualità darebbe possibilità alle nostre aziende di continuare a produrre. Presidente, visto che è Natale, vogliamo invitare gli amici che ci seguono da casa, perché no, a fare un regalo lattiero caseario, perché no? Ma io penso a una cosa, che da tanto tempo che allestiamo le nostre ceste, le nostre confezioni a base di formaggi, ti assicuro che fanno una figura incredibile. Se andate nei nostri caseifici, piccoli o grandi che siano, e vi fate fare una composizione di formaggi, farete la più bella figura del mondo. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Adesso facciamo una piccola pausa qui dalla fiera di Santa Lucia di Piave, ma non cambiate canale, perché poi vi mostriamo un interessante percorso artistico, una mostra a Verona, e poi ritorneremo qui a Santa Lucia di Piave.